Quest'immensa scultura della Madonna del Rosario che si trova a Napoli avrebbe ispirato Bartolo Longo per la realizzazione del Santuario di Pompei. Chi vorrebbe sapere? E tu? Sono a Napoli nella chiesa di Santa Caterina a Formiello, di cui vi ho parlato ampiamente in uno dei miei precedenti video, quindi mi raccomando andate a vederlo. Le sorprese all'interno di questa chiesa però non sono finite, perché qui possiamo trovare anche quest'immenso e meraviglioso complesso scultoreo. Questo magnifico complesso è stato realizzato nel 1736 e rappresenta la Vergine che dà il rosario ai santi Domenico e Caterina da Siena. Ma sapete da chi sono state realizzate le sculture? Da Paolo Benaglia, uno scultore che è poco conosciuto, eppure tutti dovremmo conoscerlo, dal momento che ha contribuito alla realizzazione di uno dei monumenti più importanti a Roma, e cioè la Fontana di Trevi. Infatti Paolo Benaglia ha realizzato le sculture che si trovano proprio sulla sommità della Fontana di Trevi e che reggono lo stemma papale. Ma cosa c'entra questo complesso scultoreo con il Santuario di Pompei? Bartolo Longo, il fondatore del Santuario di Pompei, era un avvocato e si racconta che quando si recava in tribunale a Castel Capuano, situato a pochi metri da questa chiesa, veniva anche qui per pregare. È quindi molto probabile che si sia ispirata a questo complesso scultoreo, innanzitutto perché è antecedente da un punto di vista cronologico rispetto al Santuario di Pompei. In secondo luogo, se osservate attentamente l'intero complesso scultoreo in prospettiva, potete notare che con le sue colonne ricorda molto l'altare maggiore del Santuario di Pompei. Inoltre, proprio come accade al quadro della Madonna di Pompei, anche qui l'intero complesso scultoreo è circondato da 15 tondi che raccontano i misteri del Rosario. E tu, la noti questa somiglianza col Santuario di Pompei? Fammelo sapere in un commento. Inoltre, se vuoi supportare il mio profilo, condividi i miei video e non dimenticare di seguirmi. Ciao!